Noi con la venuta della diga, della costruzione della diga, come paese non abbiamo avuto grandi prospettive, insomma. Però a quel tempo, non essendo lavoro, le amministrazioni erano preoccupate più per trovare lavoro alla gente che era tutta un po' in giro per il mondo. E quando sono iniziati i lavori di queste dighe, in molti sono rientrati. Ma ecco, le amministrazioni in quel tempo erano più che di studiare come impostare il lavoro per attrarre gente, eccetera, si sono preoccupati di trovare prima il lavoro dei suoi tramontini che erano all'estero. E sicché abbiamo forse perduto anche qualche occasione di sviluppo importante, tipo fare più larghe le strade. Avevano promesso tutto quei quattro delle imprese che venivano a raccontare. Eravamo senza energia elettrica, senza. Ce n'era, era la ditta che forniva l'elettricità, era la ditta Zatti di Tramonti di Sopra. Però tutti davano al massimo un limitatore in casa che se accendevi una lampadina dovevi spegnere l'altra, perché tutto cominciava a ballare. Cioè c'era. Allora dicevano, quando arriverà pronta la diga, avrete la luce, avrete qua, avete le strade più belle, e non si è verificato niente. Sicché noi di miglioramenti abbiamo avuto questi operai che hanno lavorato e vissuto a Tramonti. La gente, vede, in un primo tempo erano contenti per il lavoro, ma poi il lavoro a un certo momento è diminuito e tutti hanno dovuto tornare a prendere la strada dell'esilio, andando a lavorare un po' per il mondo dove erano prima. Forse l'impreparazione era molta, comunque, perché la prima diga che si faceva in tutto il comprensorio, e sicché nessuno aveva toccato con mano lì cosa succedeva dopo e cosa si poteva fare. E così è andata a finire che l'amministrazione all'inizio poco appoggiata, perché c'era il richiamo della gente per venire a lavorare, sicché tutti volevano prima che fosse il lavoro e dopodiché venisse tutto quello che dicevano, ma la preoccupazione era il lavoro. E così, insomma, un po' quello, la cosa come sempre si è addormentata lì e noi siamo rimasti con le braghe di tela. Era il sindaco, mi pare di ricordare, un certo Dean Sante, che era dei Tramonti di Sotto, e il quale era un tipo anche molto energico e in gamba, da quello che ricordo io, proprio di quelli fattivi. Però con gli ingegneri, lui cercava di tenerli in strada cercando che facessero le migliorie che avevano promesso. Però sì, e non si combinava niente. Allora gli racconto un aneddoto che ho sentito da Dean.
che parlava con mio padre, eccetera. E disse: guarda Vincenzo, che qua mi hanno detto o sto calmo con le richieste o nel giro di una settimana io non sono più sindaco di Tremonti. Sai come era andata a finire la storia? Che c'era poco da controbattere, anche perché le amministrazioni si sono trovate un po' alla sprovvista, non avevano solidità nel chiedere, in quanto non sapevano neanche loro che pesci pigliare, insomma. Perché un lago, le aspettative erano molte, però passavano il tempo e risoluzioni zero. Poi nella mia legislatura, che era stato il terremoto del 76, abbiamo fatto un blocco stradale per l'energia elettrica perché non arrivava sta benedetta energia. Ogni secondo giorno ne avevano una, o avevano le foglie sulle griglie che non arrivava l'acqua sulla roggia. Allora la luce si abbassava, non si poteva attaccare qua, insomma problemi ogni secondo giorno. Abbiamo io e il sindaco Menin di Tremonti di Sopra cominciato a lamentarci col prefetto che cominciasse l'Enel a subentrare perché dicevano che la SAICI non poteva darci l'energia in quanto era competenza dell'Enel. Allora noi siamo andati giù a dire: ma ascoltate, abbiamo le centrali, abbiamo tutto, colpa che uno dice così, uno dice colà, e noi siamo ancora senza corrente. E da lì è partata la trafila che poi è arrivata finalmente l'Enel. E insomma lì è cominciato un po' a cambiare la musica. Hanno dato energia a tutti quelli che volevano, hanno fatto gli impianti nuovi e da lì abbiamo risolto il problemone dell'energia. Ma gli sviluppi poi, noi avevamo per esempio Movada e cos'era l'altra? Muita, che era al di là del lago, il Flor, e lì hanno dovuto andare via tutti perché doveva arrivare al lago, no? Li hanno pagato la casa e quelli sono andati a abitare chi a Meduno, chi a Cavasso, chi ha popolato un po' le zone più basse. Muita è quella che ha patito di più, perché Movada li hanno liquidati e sono andati via prima di fare il lago. Mentre Muita sono rimasti là, quelli di Quadriper invece sono rimasti là, ma si sono trovati, inizialmente avevano la barca, neanche la passerella, perché gliel'ha fatta il comune dopo, ma avevano la barca e uno che si chiamava Gelmin, che faceva il postino, aveva fatto il marinaio, era quello che li portava in qua e là a quel tempo. Ecco come eravamo, poco da stare allegri. L'idea che avevo io di svilupparlo turisticamente era quello di congiungere fare il giro del lago e lì che c'era, non so, un alberghetto di là,
cioè sviluppare tutte quelle zone lì. E anche vedere al di qua del lago che ci fosse, non so, qualche chiosco, qualche l'imbarcadero per utilizzare quello. Cioè dargli un impulso, no? Ma era tutto difficile, tutto difficile. Nessuno, quando parlavi si mettevano a ridere, no? Ma cosa ha per la testa tu? Capisci? Certo che avere la strada panoramica col suo bel lago, con qualche chiosco, è un'altra cosa per una montagna. Tutto ci ha portato via. Con la scusa hanno portato quasi tutta l'acqua di là, sul ciulla, e noi anche lì bisogna mettere un vincolo di prelievo, perché sono morte tutte le trote, no? Devono dire qui, sì, portate via, però dovete lasciarci una quantità da poter dire sì è un fiume, no? Così quando è in secca là non c'è acqua. Dici, ma dove è andata la medusa? Non c'è più. E mi togliono per andare a tirarmi il campeggio che c'è paura che si allaghino, ma scherziamo? A dove pensiamo che giù da finire? Tramonti ha avuto solo discapiti, ecco. Chiudiamola qua. Perché non abbiamo avuto nessun miglioramento. Anzi, non avendo completato le opere che si voleva, siamo andati a finirla peggio.